canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno d'ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, Dio mio Re, in eterno, in eterno. Io voglio lodarti, Signor, benedirti, alleluia, alleluia. Signore paziente, pietoso, lento all'ira e ricco di grazia, tenerezza per ogni creatura. Il Signore è buono verso tutti. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Celebriamo oggi la festa liturgica di Santa Caterina da Siena, Vergine, dottore della Chiesa, patrona d'Italia ed Europa. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in Santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa.
Per sua intercessione concedi al tuo popolo di essere partecipe del mistero di Cristo, per esultare quando si manifesterà nella sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, questo è il messaggio che abbiamo udito da Gesù Cristo e che ora vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, Egli, che è fedele e giusto, ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la Sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. In te, Signore, ho posto la mia gioia. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al Re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore, prostrati a Lui. In te, Signore, ho posto la mia gioia. La figlia del Re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al Re in preziosi ricami. In te, Signore, ho posto la mia gioia. Con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del Re. In te, Signore, ho posto la mia gioia. Alleluia, 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 alleluia. Questa è la Vergine saggia che il Signore ha trovato vigilante. All'arrivo dello sposo è entrata con lui alle nozze. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge, invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, andateli incontro!»
Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbia a mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Il secolo in cui visse Santa Caterina da Siena, il XIV, fu un'epoca travagliata per la vita della Chiesa e dell'intero tessuto sociale in Italia e in Europa. Tuttavia, anche nei momenti di maggiore difficoltà, il Signore non cessa di benedire il suo popolo, suscitando santi e sante che scuotano le menti e i cuori, provocando conversione e rinnovamento. Ecco, Caterina è una di queste, e ancora oggi ella ci parla, ci sospinge a camminare con coraggio verso la santità, per essere in modo sempre più pieno discepoli del Signore. Santa Caterina è nata a Siena nel 1347, in una famiglia molto numerosa. Morì a Roma nel 1380. All'età di 16 anni, spinta da una visione di San Domenico, entrò nel terz'ordine domenicano, nel ramo femminile detto delle Mantellate. Rimanendo in famiglia, confermò il voto di verginità fatto privatamente quando era ancora adolescente e si dedicò alla preghiera, alla penitenza, alle opere di carità, soprattutto a beneficio degli ammalati. Quando la fama della sua santità si diffuse, fu protagonista di un'intensa attività di consiglio spirituale nei confronti di ogni categoria di persone, nobili, uomini politici, artisti, gente del popolo, persone consacrate, ecclesiastici, compreso il Papa Gregorio XI, che in quel periodo risiedeva ad Avignone e che Caterina esortò energicamente ed efficacemente a fare ritorno a Roma. Viaggiò molto per sollecitare la riforma interiore della Chiesa e per favorire la pace tra gli Stati. Anche per questo motivo San Giovanni Paolo II la volle dichiarare compatrona d'Europa. Allora l'augurio che il vecchio continente non dimentichi mai le radici cristiane che sono alla base del suo cammino e continui ad attingere dal Vangelo i valori fondamentali che assicurano la giustizia e la concordia. Fratelli e sorelle, celebrando la festa di Caterina da Siena, donna ricolma del dono di eccezionale sapienza, unita a grande concretezza, presentiamo a Dio Padre la nostra preghiera, dicendo insieme: ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, perché seguendo l'esempio delle vergini sagge del Vangelo, sia sempre pronta nell'accogliere il Signore che viene, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il dialogo tra gerarchia, teologi e fedeli, perché nel rispetto dei ruoli si costruisca nella comunione il futuro della Chiesa e del mondo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli uomini di fede, perché non abbiano paura di intervenire nella scena politica italiana e mondiale, portando coraggiosamente il loro contributo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nostro Paese e per l'Europa, perché vi siano incrementate le libertà fondamentali dell'uomo e la ricerca della giustizia e della pace. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le donne della nostra comunità, perché con la loro presenza e il loro servizio arricchiscano la vita e la gioia di tutti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, che in Santa Caterina hai donato alla tua Chiesa un faro di sapienza evangelica e di santità, ascolta le nostre preghiere, perché sul suo esempio possiamo crescere in sapienza e carità. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo nella festa di Santa Caterina, perché sostenuti dai suoi insegnamenti, con più fervore possiamo rendere grazie a te, Dio vivo e vero, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fai pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna,
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Caterina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il canto numero 311. Nella notte, o Dio, noi veglieremo, con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Rallegratevi in attesa del Signore. Improvvisa giungerà la sua voce, quando Lui verrà sarete pronti, e vi chiamerà amici per sempre. Nella notte, o Dio, noi veglieremo, con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Raccogliete per il giorno della vita, dove tutto sarà giovane in eterno. Quando Lui verrà sarete pronti, e vi chiamerà amici per sempre. Nella notte, o Dio, noi veglieremo, con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Preghiamo.
O Signore, questo cibo spirituale che fu nutrimento e sostegno di Santa Caterina nella vita terrena, comunichi a noi la tua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Insieme facciamo la preghiera che l'Arcidiocesi di Udine ha preparato per ricordare i 50 anni dal terremoto. Signore Gesù, principio e compimento della storia, nostra vita e nostra speranza, noi ti adoriamo e ti benediciamo. La tua immagine porta i segni della distruzione e della sofferenza del nostro popolo a causa del terremoto. Tu ci hai accompagnati nei giorni della desolazione e dello smarrimento e nel tempo dell'incertezza e dell'esilio. Hai visto le nostre lacrime e hai ascoltato i nostri gemiti e ci hai condotti all'alba radiosa della Pasqua, quando tutto ciò che è distrutto viene ricostruito e ciò che è vecchio si rinnova. E fondi ancora su di noi il tuo Spirito e rendi solide le nostre comunità, piene di fede, speranza e amore, aperte ad ogni uomo, soprattutto a chi tende la mano ed è bisognoso di amore e di dignità. Visita con la tua potenza coloro che soffrono a causa delle tragedie naturali e si sentono abbandonati e soli. Fa che ogni ricostruzione riguardi anche la vita interiore e i legami comunitari, perché la gloria di Dio è nell'uomo vivente. Rimani con noi, Signore Gesù, sii tu la nostra forza, tu il nostro sostegno, tu la nostra salvezza in ogni prova. A te la lode e la gloria nei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, di Santa Caterina, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Numero 182. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te. Voce, silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria. Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra. Grembo di Dio, venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. Ave Maria, Ave Maria.
Pace bene, fratelli e sorelle, benvenuti a questo appuntamento quotidiano con il Santo Rosario alla scuola di San Pio da Pietrelcina. Affidiamo alla Beata Vergine Maria delle Grazie e allo stesso San Pio tutte le intenzioni per cui vogliamo pregare in comunione spirituale con tutti coloro che si uniscono a noi attraverso Padre Pio TV. Preghiamo anzitutto per gli ammalati, in particolare quelli che vivono delle situazioni difficili, delle incertezze per le cure o l'isolamento per le difficoltà della malattia. Preghiamo per le persone sole, le famiglie in difficoltà, le famiglie che vivono dei gravi lutti, le persone in cerca di un lavoro, i carcerati, i peccatori e tutti quelli che vivono lontano da Dio e dalla Chiesa. Preghiamo per i nostri benefattori e tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere. Invochiamo la benedizione e la protezione per il nostro Papa Leone, per il nostro Padre Arcivescovo Franco, come anche per tutti i Vescovi e per tutta la Chiesa. Affidiamo alla preghiera di questo rosario l'opera di Casa Sollievo della Sofferenza e i gruppi di preghiera Padre Pio sparsi in tutto il mondo. Preghiamo in modo particolare per le vocazioni, perché il Signore continui a benedire la sua Chiesa attraverso uomini e donne che donano la loro vita a servizio di essa e del Vangelo. Preghiamo per gli sposi, per coloro che desiderano avere dei figli, per le coppie che si preparano a celebrare il sacramento del matrimonio, per i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i missionari, per i cristiani perseguitati o emarginati e per tutti coloro che si impegnano a costruire un mondo di pace e di giustizia. Rivolgiamo infine una preghiera anche per tutti coloro che sono in viaggio, perché giungano sani e salvi alla loro destinazione. La Vergine Maria, San Giuseppe e il caro San Pio intercedono per noi, accolgano benevolmente le nostre intenzioni e le presentino al Padre misericordioso che è nei cieli. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Gesù, Maria, abbiamo. Salvate le anime. Manda, o Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi e laici alla tua santa Chiesa. Madonna delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Dal Vangelo secondo Matteo. Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, non come voglio io però, ma come vuoi tu. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Gesù, Maria, abbiamo, salvate le anime. Manda, o Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi e laici, alla tua santa Chiesa. Madonna delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave. Due libri di memorie e di riflessioni di Adolfo Affatato, uno degli ultimi figli spirituali di Padre Pio e testimoni per la sua causa di beatificazione e canonizzazione. Li potete acquistare singolarmente al prezzo di 18 euro ciascuno, più spese di spedizione, o insieme, in offerta valida solo per l'Italia, a 35 euro, comprese le spese di spedizione.